Il roadshow Illuminiamo la grande bellezza Veneto dell'End of Venice ha fatto tappa alla 24esima edizione di By Veneto, workshop internazionale del turismo che si è tenuto al Lido di Venezia, il più importante e prestigioso evento di marketing territoriale della regione, un'ormai consolidata e apprezzata iniziativa di commercializzazione delle numerose destinazioni turistiche. L'evento ha salutato l'avvicinarsi dei Giochi olimpici invernali. Le torce olimpiche e paraolimpiche hanno infatti fatto mostra di sé nelle atmosfere di Palazzo del Casino, un luogo iconico che riconduce immediatamente alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. In occasione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, la Regione Veneto promuove infatti questa iniziativa di marketing territoriale per valorizzare le eccellenze produttive e turistiche regionali. Il roadshow sta continuando anche in questi giorni grazie a nuove tappe che porteranno le fiaccole olimpiche a Cortina d'Ampezzo. Il progetto prevede infatti l'esposizione della torcia olimpica e paralimpica donate alla Fondazione Milano Cortina 2026, ora patrimonio della Regione Veneto, in varie località e manifestazioni per aumentare la visibilità e la valorizzazione dei valori olimpici di pace, inclusione e sport.